E dopo questo servizio la linea va in Veneto al collega Zanirato per notizie e aggiornamenti relativi all'Alto Adriatico. Grazie alla collega Anastasia e ai colleghi di Udine e ben ritrovati anche dalla nostra pagina veneta del TG di Video Regione. Accanto a me l'ospite di questa sera, Piero Rambuschi, consigliere comunale di Portogruaro, ma neoeletto nel consiglio direttivo del PDL della provincia di Venezia. Proprio di questo parleremo nel corso del notiziario degli scenari futuri del PDL in Veneto. Rientriamo in studio dunque con il nostro ospite, Piero Rambuschi, consigliere comunale di Portogruaro del gruppo per il cambiamento e partecipe del nuovo coordinamento provinciale del PDL. Ci sono stati i congressi appunto sabato e domenica in provincia di Venezia. Ha vinto Mario Dalla Tor, quindi corrente Chisso. Anche lei farà parte di questo direttivo, se non sbaglio. Sì, io ero sul listino dei 15, quindi con l'elezione di Mario Dalla Tor anch'io farò parte di questo direttivo. Sono particolarmente felice proprio perché è un'esperienza nuova, un'esperienza che sicuramente mi aiuterà a maturare anche politicamente e spero che in futuro questo avvenga anche per le persone più giovani. Ecco, io volevo... Se non sbaglio sarà in buona compagnia per quanto riguarda Portogruaro e il Veneto orientale. Sì, noi ecco, per la prima volta potrei dire che per quanto riguarda la nostra lista dei 18 che sono stati eletti, abbiamo 2 consiglieri comunali attuali che sono tutti di Forza Italia, di fatto ex Forza Italia, quindi c'è il consigliere Luigi Geronazzo e ci sono io. Ecco, oltre altri 2 che faranno parte del direttivo che non sono di Portogruaro, ma uno è di Annone Veneto e uno che è di Caorle. Rambuschi citava appunto la massiccia presenza degli ex Forza Italia, un po' il quadro che è emerso, la fotografia che è emersa negli altri congressi delle varie province venete. Questo a cosa porterà anche in ottica di nuovo coordinatore regionale, secondo lei? Sì, sicuramente il fatto stesso che con i congressi provinciali e con i congressi delle grandi città dove gli ex Forza Italia hanno vinto con ben 9 risultati a 2 su Alleanza Nazionale sta a significare che la corrente di Forza Italia darà le direttive probabilmente non solo in provincia ma anche in regione, quindi cambierà il quadro politico all'interno del PDL. Ma c'è un nome forte, colui che potrebbe andare a competere con Zaia? Attualmente no, noi non abbiamo nessun nome, questo è una cosa certa. Questo è un problema che sarà fatto dai coordinatori provinciali che messi assieme troveranno questo nome. Noi altri parteciperemo solo con il coordinatore provinciale perché esponga un nome a noi gradito. Grazie quindi a Piero Rambuschi, consigliere comunale di Portogruaro del gruppo per il cambiamento e del PDL. Noi proseguiamo con il giornale.